Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto a una nuova lezione del nostro progetto La Salute di Casa, progetto della WISP per il quartier San Paolo. Anche oggi iniziamo il nostro riscaldamento stando in piedi, cercando una posizione comoda ma stabile, e facciamo qualche movimento iniziando come al solito dalla parte alta del corpo, quindi con la testa. Volgiamo lo sguardo prima alla nostra destra e poi lentamente ruotiamo il capo, torniamo a guardare davanti a noi e continuiamo il movimento ruotando alla nostra sinistra. Alterniamo questi due movimenti, prima da un lato e poi dall'altro. Lentamente, senza fretta, primissimo esercizio, cerchiamo poco alla volta di sgranchirci le ossa, quindi poco alla volta di ruotare sempre di più il capo, andare a guardare bene da un lato e poi dall'altro. Un ultimo movimento. E possiamo cambiare la direzione del movimento che facciamo con la testa. In particolare possiamo andare a guardare un po' verso l'alto senza sforzare e poi giù verso il basso. Le spalle sono sempre rilassate. Di nuovo volgo lo sguardo al soffitto. Poi lentamente scendo e guardo giù verso il pavimento. Provo a guardare verso la punta dei piedi. E ritorno. Ogni volta che volgo lo sguardo al pavimento provo a scendere un po' di più. Guardare le punte dei piedi, guardare poi i talloni. In questi ultimi movimenti, se riesco, provo, quando sono giù verso il basso, ad avvicinare anche il mento al petto. Guardo bene su, allungo la muscolatura del collo davanti e poi bene giù, sentendo che si allungano un po' i muscoli del collo posteriormente. Torno con lo sguardo frontale, sempre le spalle rilassate, e questa volta vado a inclinare la testa prima da un lato, quindi scendo lentamente verso destra per poi altrettanto lentamente raddrizzare il capo e inclinarlo dall'altro lato. Ecco che adesso si stanno allungando sempre i muscoli del collo, ma lateralmente. Qualche altro movimento molto lento. Cerchiamo di non fare movimenti veloci con il capo, soprattutto se siamo in piedi. E concludiamo il nostro esercizio per il collo con un bel movimento ampio, circolare, che facciamo partendo dall'alto, quindi guardando su, e scendendo con lo sguardo lateralmente. Guardiamo quindi di lato e poi giù a osservare, guardare verso il basso. Risaliamo dall'altro lato. Ecco che così facendo completiamo il cerchio. Con la punta del naso stiamo andando a compiere un giro completo. 1 o 2 volte in una direzione, in un verso, e poi si cambia. Si gira dall'altro lato, il movimento resta lo stesso. E un po' alla volta, se riusciamo, lo facciamo diventare bello ampio. Guardiamo giù bene, verso il basso, avvicinando il mento al petto.
Saliamo con lo sguardo di lato, andiamo su, scendiamo dall'altro lato. Ogni 2 movimenti proviamo a cambiare la direzione. In questo modo risparmiamo un po' quel senso di vertigine che potrebbe derivare da un movimento del capo e attiviamo bene tutta la muscolatura. Di nuovo sguardo frontale, andiamo a attivare un pochino le spalle, il collo per ora ha fatto un buon riscaldamento. Muoviamo un pochino liberamente le spalle, rimanendo rilassati con il resto del corpo, e poco alla volta aumentiamo anche qui l'ampiezza del nostro movimento e lo facciamo portando le spalle su verso le orecchie. Le braccia sono rilassate lungo i fianchi e arrivati su poi si scende sia con le braccia che con le spalle, puntando le dita delle mani giù verso il basso e ritorno. Sollevo le spalle, salgono, si avvicinano un po' alle orecchie e poi di nuovo giù. Le braccia rilassate sono come su 2 binari, stanno ai lati del corpo e scorrono in alto e in basso. Ultimi movimenti, possiamo provare a spingere bene giù verso il basso, ad allungare e a salire cercando di avvicinarle un pochino di più verso le orecchie, incassare un pochino le spalle quasi. E rilasso. Cambio il tipo di movimento, sempre delle spalle, porto le spalle in avanti, mi aiuto con le mani che anch'esse si allontanano dal corpo davanti a me e poi tornano indietro, avvicino le mani al petto, i gomiti stanno alti, permetto alle spalle di andare all'indietro e di nuovo alterno questi 2 movimenti, avanti e aprendo indietro. Spingo bene, allontano bene le mani dal corpo, apro bene il petto portando i gomiti alti dietro la schiena e cambio. Allungo bene la schiena e dietro ad aprire. Ultimi movimenti. Un bel respiro, riempiamo i polmoni e poi buttiamo fuori l'aria, andiamo a spingere in avanti e rilassiamo. Sgranchiamo un po' le spalle, qualche movimento libero e portiamo le mani su, sempre vicino, non serve che stiano a contatto ma vicino alle spalle in modo da avere i gomiti piegati e li utilizziamo proprio come riferimento per il prossimo esercizio. Iniziamo con i gomiti bassi che puntano verso il basso, li portiamo lentamente dietro alla schiena e li facciamo alzare. Si muovono su verso l'alto per poi spostarsi di nuovo davanti e scendere. Continuiamo questo movimento circolare ed ecco che stiamo facendo compiere anche una circonduzione alle nostre spalle che seguono il movimento delle braccia. Facendo attenzione in questa prima fase, oltre a non sforzare il movimento quando saliamo, provare a portare i gomiti quando sono davanti al corpo vicini tra di loro e poi scendere. Quindi aprire bene, portare i gomiti in alto e poi avvicinarli davanti al petto facendoli scendere giù. Ancora un movimento. E sciolgo tutto, rilasso le braccia, sgranchisco un po' le spalle, un po' alla volta ci stiamo sciogliendo, dovremo sentire che aumenta la nostra mobilità e completiamo riportando le mani
vicino alle spalle e invertendo il giro dell'esercizio di prima, quindi con i gomiti che puntano da prima verso il basso, saliamo portandoli in avanti e poi arrivati su si apre e si scende con i gomiti dietro. Di nuovo si compie un giro, una circonduzione completa della spalla, ed in questo caso facciamo un po' più di attenzione nel momento in cui saliamo con i gomiti davanti al corpo ad aprire bene verso l'alto e poi dietro alla schiena, come se ci stessimo stiracchiando alla mattina. Sempre senza sforzare, andiamo a ripetere ancora qualche movimento di questo esercizio cercando di aumentarne un pochino l'ampiezza. Quindi salgo con i gomiti davanti al corpo, vicini tra di loro, vado su, punto verso l'alto e apro bene, scendo dietro la schiena. Di nuovo sciolgo le spalle, sciolgo le braccia, qualche movimento libero per sgranchirsi. Già dovremmo sentire che la parte più alta del corpo, dalle spalle in su, è più elastica e più mobile. Completiamo, o meglio, proseguiamo il nostro riscaldamento della parte più alta, partendo appunto dal tronco. Le mani sono staccate dal corpo in modo da avere le spalle svincolate e mantenendo i piedi ben bilanciati, ben stabili a terra. Ruotiamo tutto il tronco, quindi le spalle e lo sguardo, prima da un lato e poi lentamente dall'altro. Passiamo quindi a volgere questa volta non solo lo sguardo, ma anche il petto alla nostra destra e poi alla nostra sinistra. Ruoto bene le spalle, lo sguardo segue il movimento, anzi lo anticipa, e quindi questi ultimi li facciamo guardando non solo di lato, ma provando a sbirciare alle nostre spalle. Quindi ruoto bene con le spalle, ruoto bene con la testa, provo a guardare dietro di me, le spalle seguono, facendo un bel movimento ampio. Torno frontale, sgranchisco un po' e arriviamo a mobilizzare il bacino mettendo le mani proprio sui fianchi e oscillando dolcemente da un lato all'altro con il bacino. I piedi sono sempre stabili, ci garantiscono stabilità, sono fissi a terra. Non serve sollevare le punte o i talloni in questo esercizio, è sufficiente spostare un pochino i fianchi da un lato e poi dall'altro. Sentiamo che sono proprio i muscoli che si trovano lateralmente ad allungarsi, a opporre resistenza a questo esercizio. Noi sempre dolcemente andiamo un po' alla volta a allungarli e quindi ad oscillare un pochino di più verso un lato e l'altro. Come al solito ci sarà un lato in cui ci riesce più facile eseguire questo esercizio, un altro in cui magari sentiamo una maggiore resistenza del corpo. Compiamo ancora qualche movimento e poi andiamo a completare l'esercizio con un'oscillazione che non è solo laterale, quindi destra, sinistra, ma è anche davanti e dietro. In questo modo, partendo dal lato, oscillo in avanti e mi sposto sull'altro lato per completare il giro passando dietro. Ecco che il movimento è diventato circolare, un po' più ampio, coinvolge bene tutta la muscolatura. Magari la schiena, i muscoli della colonna all'altezza del bacino anche scrocchiano un po'.
L'importante è sempre mantenere un'intensità, o in questo caso un'ampiezza, che non ci provochi del fastidio o del dolore, ma che sia un po' alla volta allenante. Arancia. L'arancia è un ottimo rimedio naturale contro gli stadi di inapetenza. È una vera e propria bomba vitaminica, utilissima non solo per il suo potere antiossidante, ma anche per stimolare l'attività cerebrale, favorire la digestione, depurare l'organismo ed assicurare un effetto calmante a scapito di ansia e di stress. Le arance apportano solo 34 calorie per 100 grammi, pertanto sono indicate nei regimi dietetici che richiedono poche calorie. Ecco che adesso possiamo cambiare giro, completare gli ultimi movimenti mantenendo lo stesso esercizio, ma ruotando col bacino nel verso opposto. Guadagniamo bene spazio di lato, poi ci spostiamo in avanti, bene dall'altro lato. Possiamo spostare il bacino indietro abbassando un po' le spalle, non c'è problema, non c'è difficoltà. E torniamo adesso di nuovo su, belli, dritti, in verticale. Ecco che tutta la parte superiore del corpo è stata mobilizzata. Procediamo adesso con la seconda metà del nostro corpo, quella che sta dal bacino in giù, e lo facciamo stando seduti questa volta. Quindi prendiamo posto sulla sedia, iniziamo portandoci un pochino in avanti rispetto alla seduta, in modo da avere la mobilità sulle gambe, avere un pochino più di spazio. E iniziamo proprio allargando prima una gamba e quindi portando il piede lato alla sedia e poi l'altra. Lo possiamo fare aiutandoci con le mani che tengono il ginocchio. In questa prima fase ci stiamo ancora scaldando, non è necessario fare esercizi che richiedono uno sforzo, che siano molto faticosi o intensi, ma ci aiutiamo, ci accompagniamo e andiamo a guadagnare un po' alla volta spazio, mettendo il piede ad ogni ripetizione un pochino più largo, un pochino più indietro rispetto al movimento di prima. Senza esagerare, sentiamo che ad ogni passo, ad ogni apertura laterale, si allungano un pochino i muscoli all'interno della coscia, senza arrivare a sentire un fastidio o peggio ancora del dolore. Andiamo a guadagnare spazio, allunghiamo ogni volta un pochino di più. Volendo con la mano possiamo anche spingere indietro il ginocchio leggermente per aiutare. E torno con i piedi pari davanti alla sedia. Divarico, la posizione sulla sedia rimane la stessa, sto un pochino avanzato rispetto allo schienale e divarico leggermente i piedi lateralmente, questo per lasciare un po' di spazio tra le ginocchia. In questo esercizio andiamo a mobilizzare le anche utilizzando come riferimento proprio le ginocchia che si spostano lateralmente e scendono da un lato e poi risalgono e scendono dall'altro lato. È un po' come se volessimo avvicinare il ginocchio quando ruotiamo alla caviglia opposta. Non serve arrivare fino a giù, non possiamo neanche arrivarci, ma accompagniamo il movimento con il bacino ruotandolo e anche con i piedi. Le piante dei piedi si staccano da terra, seguono il movimento verso il lato e anche le caviglie leggermente flettono lateralmente. Ok, torniamo su, dritti, possiamo riguadagnare un po' di spazio sulla sedia, andare a mobilizzare un po' con qualche passo sul posto anche le gambe, continuando la nostra discesa
Lungo il corpo lavoriamo un po' con le caviglie e lo facciamo avanzando prima una gamba in modo da averla proprio di fronte, poter guardare il piede, poter guardare la caviglia. E in questo primo esercizio solleviamo il tallone mantenendo la punta giù verso il basso, allarghiamo lateralmente il tallone per guadagnare spazio da un lato, lo riportiamo giù verso il pavimento e lo spostiamo di nuovo internamente, risale e compie in questo modo un giro completo. Non serve fare un movimento molto ampio, io cerco sempre di accentuare un pochino il movimento perché sia più visibile, è sufficiente anche un piccolo movimento. L'importante è che sentiamo che il tallone si sposta lateralmente, poi giù verso il basso, rientra e sale su verso l'alto. In questo modo la caviglia compie una rotazione completa e un po' alla volta si scioglie l'articolazione, sentiamo che il movimento diventa un po' più facile da eseguire. Gli ultimi movimenti li proviamo a fare invertendo il giro, quindi partendo col tallone basso, allarghiamo all'esterno e saliamo su per tornare all'interno. E andiamo adesso a cambiare gamba. Riporto l'altro piede davanti al corpo in modo da averlo ben presente, ben visibile e di nuovo sollevo il tallone, la punta fa da perno rimanendo a terra, apro lateralmente, scendo e rientro all'interno. Devo ripartire, diciamo così, da zero, per cui di nuovo il movimento sarà all'inizio molto breve, sarà un piccolo movimento e un po' alla volta diventerà più facile eseguirlo, sarà un po' più ampio e riusciremo a fare un movimento come dall'altro lato, come sull'altra caviglia. Come prima, gli ultimi movimenti, adesso proviamo a concluderli con un giro opposto. Quindi apro sempre lateralmente, questa volta però salgo con il tallone e scendo internamente. Ok. Di nuovo qualche passetto sul posto per sgranchire. E lavoriamo proprio come se stessimo facendo uno step. Ci sediamo abbastanza comodi sulla sedia, occupiamo un pochino più di spazio. Un piede alla volta, solleviamo il tallone mantenendo la punta a terra e poi invertiamo. Prima il piede destro, poi il piede sinistro, solleva il tallone mentre la punta resta appoggiata a terra. Poi alla volta alterniamo sempre una gamba all'altra e proviamo gradualmente a spingere anche con la punta del piede a terra, quindi a fare un po' di pressione in avanti. Basta poco. In questo modo attiviamo un pochino di più la muscolatura che si trova qui dietro, quella dei polpacci. Ok, sciolgo un po', qualche movimento sul posto. Questa volta distendo le gambe in avanti, quindi avanzo un pochino sulla sedia per essere più comodo, appoggio i talloni e ripeto il movimento che abbiamo fatto prima, questa volta tenendo il tallone appoggiato a terra e spingendo la punta in avanti per poi tornare su e avvicinarla al corpo. Allungo bene, spingo in avanti e poi risalgo, torno su. Questa volta alterno questo movimento con i talloni che sono vicini al pavimento, non è necessario tenere le gambe distese alte. E sciolgo di nuovo, rilasso un po' le gambe. Ok.
Per concludere la parte del riscaldamento, lavoriamo velocemente sui polsi e lo facciamo portando prima di tutto le mani davanti al corpo con il palmo rivolto verso l'alto, e da questa posizione un movimento molto semplice in cui andiamo a chiudere la mano, a fare un pugno e poi di nuovo ad aprirla distendendo le dita all'esterno. Non serve sforzare, è sufficiente chiudere la mano e poi aprirla. Poco alla volta possiamo provare a distendere bene le dita, quindi allargarle, allontanarle l'una anche dall'altra, e poi a chiudere il pugno stringendo un pochino, facendo un po' di forza. Vi invito sempre a fare un esercizio con intensità crescente ma gradualmente, quindi fare ogni volta un pochino più di forza rispetto a prima, ma sempre senza esagerare. Anche un movimento semplice come questo ha bisogno di un po' di tempo per scaldarsi. Giriamo il palmo della mano verso il basso e continuiamo lo stesso identico esercizio. Stringo un po' il pugno e distendo le dita allargando bene. Chiudo e apro. Adesso che siamo un po' più caldi possiamo provare a stringere il pugno facendo un po' di forza e distendere le dita provando proprio ad allargarle bene in modo da averle tutte distese. Ok, e sciolgo, rilasso un po', sgranchisco le dita, muovo le mani, posso anche sciogliere agitandole e torno con le mani vicine, anzi una dentro l'altra. Possiamo chiudere le dita o prenderci la mano dentro l'altra, è uguale, perché l'esercizio che facciamo adesso è semplicemente flettere il polso, aiutarsi con una mano a flettere il polso dell'altra e poi cambiare lato, sempre con delicatezza per evitare di farci male o di sentire qualche sensazione fastidiosa. Possiamo adesso aggiungere a questo movimento in cui una mano flette l'altra, anche un piccolo movimento laterale, in modo da farlo diventare più circolare. Oltre a flettere, lo ruoto un pochino e provo a compiere un movimento fluido e circolare. Perfetto. Apro le mani, sciolgo un po' le dita, sciolgo un po' i polsi e con questo esercizio concludiamo il nostro riscaldamento, la nostra attivazione. Passiamo, adesso che siamo belli scaldati, belli caldi su tutto il corpo, a fare qualche esercizio un pochino più intenso, partendo sempre dalle cose più facili. Riprendiamo un po' di movimenti per la parte superiore del corpo, lo facciamo sempre stando seduti, cercando di mantenere una posizione composta, per cui le spalle sono rilassate ma la parte della pancia, i muscoli quindi degli addominali qui dietro della schiena nella parte più bassa sono sempre tonici, ci mantengono il busto dritto. Evitiamo quindi di accasciarci in avanti oppure di rilassarci come se fossimo in poltrona sulla sedia dietro, e mantenendo questa postura andiamo a un braccio alla volta, partendo anche con le mani dalle ginocchia, a sollevare la mano, portarla semplicemente su verso l'alto sopra la spalla, per poi tornare giù e riappoggiare la mano al ginocchio. Cambio lato, sollevo la mano, la porto su sopra la spalla e scendo, la riappoggio sul ginocchio. Arancia. L'arancia è un ottimo rimedio naturale
contro gli stadi di inapetenza. È una vera e propria bomba vitaminica, utilissima non solo per il suo potere antiossidante, ma anche per stimolare l'attività cerebrale, favorire la digestione, depurare l'organismo ed assicurare un effetto calmante a scapito di ansia e di stress. Le arance apportano solo 34 calorie per 100 grammi, pertanto sono indicate nei regimi dietetici che richiedono poche calorie. Come se stessimo alzando la mano per chiedere la parola. Non serve spingere verso l'alto, non serve sforzare, anzi invito tutti a ascoltare il proprio corpo e se portare la mano alta sopra la testa dà fastidio alla spalla, allora vi invito a interrompere l'esercizio o eseguirlo a metà, quindi mantenendo la mano magari a mezza altezza. Riappoggio le mani sulle ginocchia, sciolgo le spalle e proseguiamo con questo tipo di esercizio partendo questa volta però dalle mani sui fianchi. Adesso la mano non sale più davanti al corpo ma un braccio alla volta lo distendiamo fianco al corpo e lo facciamo salire lateralmente, sempre con l'obiettivo di arrivare sopra la testa e poi giù, sempre di lato. E cambio braccio, sollevo lateralmente, compio un bel movimento ampio e vado su sopra la testa e si torna indietro. Di nuovo cerco di portare il braccio in alto senza sforzare troppo, senza sentire fastidio alla spalla. Fin dove il corpo mi permette, io porto la mano su in alto. Ok, ultimi movimenti. E abbasso le braccia, sciolgo le spalle, qualche movimento libero proprio per sgranchire. Lavoriamo sempre con le spalle, lo facciamo portando subito entrambe le braccia all'altezza delle spalle, le manteniamo sempre più o meno a questa altezza e le facciamo scorrere davanti al corpo avvicinandole tra di loro e poi di nuovo le allarghiamo e le portiamo ai lati. E ripetiamo. Avvicino le mani tra di loro, le porto davanti al petto, si toccano e poi apro le braccia, le mani stanno ai lati del corpo, sempre più o meno all'altezza delle spalle e torno di nuovo. Questa volta provo a incrociare un pochino le mani, in modo che le braccia si sovrappongano un pochino. E di nuovo apro, provando a aprire anche il petto, non solo le braccia. E di nuovo porto le mani davanti, incrocio un pochino, un po' di più di prima e poi allargo. Apro bene il petto portando le mani anche dietro alla schiena. Ancora, chiudo, questa volta incrocio bene, se riesco arrivo con un gomito sopra l'altro e poi apro bene, dietro la schiena, ultimo movimento, chiudo bene quasi ad abbracciarmi. E poi apro e giù, sciolgo di nuovo. Stiamo aumentando un poco alla volta l'intensità di questi esercizi, dovremo sentire sempre di più il coinvolgimento dei muscoli qui delle spalle. Concludiamo con un esercizio semplice, ma che anche questo potrebbe essere un po' impegnativo. Entrambe le mani vicino alle spalle, prima un braccio poi l'altro, spinge su verso l'alto, scende e si alterna, su verso l'alto, scendo e cambio braccio di nuovo, spingo su verso l'alto e scendo.
prima la destra, poi la sinistra, la mano sale su bene alta sopra la testa e torna giù sulla spalla. Senza interrompere, facciamo un esercizio simile ma cambiamo la direzione della mano. Questa volta la mano si allontana davanti e poi torna e cambio braccio, si allontana davanti e torna. Spingo un pochino anche con la mano lontano dal corpo, sempre all'altezza della spalla, davanti a me, davanti al petto. Prima la destra e poi la sinistra. Ultimi movimenti, allontano bene e torno, allontano bene e torno e rilasso. Sciolgo le spalle, adesso sì, abbiamo fatto movimenti in tutte le direzioni. Potremmo anche iniziare a sentire un po' di stanchezza, per questo motivo ci fermiamo un attimo con questi esercizi, rifiatiamo e velocemente andiamo a riprendere la nostra muscolatura degli addominali e lo facciamo con delle torsioni del busto come nell'esercizio che abbiamo fatto durante il riscaldamento. Andiamo a ruotare il petto, lo sguardo e le spalle assieme, ruotano, si volgono verso un lato e poi lentamente tornano indietro, guardano davanti e girano dall'altro lato. Sia lo sguardo che il petto, quindi le spalle. Prima da un lato, poi dall'altro. Proviamo adesso ad unire la respirazione. Ruoto, butto fuori l'aria. Quando torno frontale, inspiro. Ruoto, butto fuori l'aria, stringo con la pancia. E tornando indietro, inspiro. Ruoto, butto fuori l'aria, contraggo bene gli addominali e torno. Ultimo movimento. Ruoto bene, butto fuori l'aria, giro le spalle e torno. E mi fermo. Rifiatiamo un attimo. E andiamo a concludere gli esercizi per le spalle, che nel frattempo si sono un po' riposate. Partiamo con le mani di fianco al corpo, lavoriamo con entrambe le braccia contemporaneamente, saliamo a lato molto lentamente, portiamo le braccia su all'altezza delle spalle, ci fermiamo un attimo e continuiamo, portiamo le mani su sopra la testa, arriviamo in alto, ci fermiamo un attimo e scendiamo davanti. Abbasso le mani portandole davanti al petto, mi fermo un attimo all'altezza delle spalle e poi arrivo giù. Ripeto, cambiando il giro, quindi questa volta salgo davanti, arrivo all'altezza delle spalle, mi fermo un attimo e riparto andando su verso l'alto. Arrivato su, scendo lateralmente, con le braccia che si muovono assieme. Ogni volta che arrivo all'altezza delle spalle mi fermo un secondo e poi continuo il movimento, arrivo giù. Torno sempre indietro per la strada che ho fatto quando ho finito il movimento. Scendo in avanti, porto le braccia lungo i fianchi e poi risalgo davanti. Ogni volta che arrivo su adesso cerco di spingere un pochino verso l'alto, poco poco, e poi scendo. Ultimi movimenti, senza accelerare. Se sentiamo un po' di stanchezza va bene, vi invito a piuttosto fermarvi che fare l'esercizio di corsa. Spingo su bene verso l'alto, scendo,
lungo i fianchi, ultima volta, salgo, mi fermo all'altezza delle spalle, continuo su verso l'alto, spingo su con le mani e scendo a lato, mi fermo un attimo all'altezza delle spalle e arrivo giù. Ok, di nuovo, sciolgo bene le spalle, sgranchisco, facciamo subito adesso qualche esercizio di stretching per la parte più alta del corpo, per le spalle, e iniziamo proprio da un movimento del braccio. Inizio portando il braccio davanti al corpo, uno alla volta, e poi incrocio, come se stessi accompagnando una porta, accompagno e concludo il movimento mantenendo con la mano opposta il gomito alto e vicino alla spalla. Perfetto. Mantengo la posizione sempre respirando. Cerco di respirare normalmente, anche se sono un po' schiacciato col braccio sul petto. Sto allungando i muscoli della spalla qui dietro. Torno indietro accompagnando il braccio anche in discesa, sgranchisco un po' e ripeto dall'altro lato. Sollevo il braccio, lo porto all'altezza della spalla, incrocio, con la mano sostengo e spingo il gomito verso la spalla opposta. Mantengo la posizione come prima respirando, sto allungando i muscoli della spalla qui dietro. Come prima accompagno il braccio in discesa. Sciolgo un po' le spalle e lavoro adesso muovendo il capo, sempre con le spalle rilassate, quindi cerchiamo di non irrigidirci qui proprio sulle spalle, ma tenerle sciolte. Andiamo a inclinare la testa da un lato, quindi la facciamo scendere un pochino verso destra, sentiamo che si allungano i muscoli del collo lateralmente e mantengo la posizione. Di nuovo respiro, cercando una respirazione costante, non forzata, e provo a rilassare un pochino il collo. Lentamente torno su con il capo, senza strappi, senza fretta, e scendo dall'altro lato. Arancia. L'arancia è un ottimo rimedio naturale contro gli stadi di inapetenza. È una vera e propria bomba vitaminica, utilissima non solo per il suo potere antiossidante, ma anche per stimolare l'attività cerebrale, favorire la digestione, depurare l'organismo ed assicurare un effetto calmante a scapito di ansia e di stress. Le arance apportano solo 34 calorie per 100 grammi, pertanto sono indicate nei regimi dietetici che richiedono poche calorie. Sempre le spalle rilassate. Mi fermo quando sento che i muscoli sono allungati, questi qui a lato del collo, e mantengo di nuovo la posizione. Respiro, provo a contare 3-4 respirazioni complete, così da darmi un po' il tempo dell'esercizio, e poi risalgo lentamente. Posso muovere un pochino le spalle, il collo, e concludiamo questo esercizio chinando il capo in avanti, quindi ultima posizione di allungamento per la testa. Scendo con lo sguardo, guardo prima le punte dei piedi, poi se riesco più vicino al corpo, verso i talloni, e infine, magari se riesco, guardo proprio la sedia. Respiro
cerco di rilassare il corpo e magari questi ultimi respiri li facciamo provando ad avvicinare bene il mento al petto. Dovremo sentire che aumenta ancora un po' l'allungamento dei muscoli dietro al collo. Come prima, risalgo con il capo lentamente. Ok, sgranchisco un po'. Abbiamo fatto subito gli esercizi di stretching dopo aver lavorato con la muscolatura delle spalle. Concludiamo quest'ultimissima parte del nostro allenamento invece lavorando con le gambe per i muscoli della parte inferiore del corpo e salendo in piedi. Ci portiamo su in piedi, iniziamo con la sedia laterale per fare qualche movimento che ci permette di sgranchirci. Un po' alla volta, uno alla volta, portiamo il piede avanti rispetto al corpo e poi torniamo indietro con i piedi pari, prima da un lato, poi dall'altro. Eseguiamo essenzialmente dei piccoli passi sul posto. Portiamo avanti il piede e poi di nuovo indietro. Attenzione che questo è un esercizio prima di tutto di equilibrio, quindi cerchiamo di rimanere concentrati sul passo, cerchiamo di mantenere sempre l'equilibrio, di sentire che il piede appoggia bene, che siamo ben stabili e allora possiamo tornare indietro con il passo, essere di nuovo in piedi, ripercepire il corpo stabile e fare un passo con l'altra gamba e torno. C'è sempre un supporto di fianco a noi che ci dà sicurezza. Questi ultimi movimenti li facciamo provando, per chi vuole, ad allungare un po' il passo, quindi fare un movimento un pochino più ampio, portare il piede un pochino più distante, sempre a patto che si riesca a mantenere la stabilità. Quindi dobbiamo sempre essere in grado di appoggiare bene il piede, sentire che siamo in equilibrio e poi tornare indietro. Ok, torno, qualche passo da fermo sul posto, sposto la sedia davanti al corpo o mi sposto dietro la sedia e come prima qualche passo, questa volta però lateralmente. Apro da una parte e torno in posizione. Apro dall'altro lato e torno con i piedi pari. Di nuovo pongo l'attenzione principalmente sull'equilibrio, quindi devo riuscire, quando apro il piede, apro la gamba, a fare un movimento controllato. Devo riuscire a appoggiare il piede, sentire che è bello stabile e solo allora torno al posto. Se il movimento è troppo ampio e non mi sento stabile, lo riduco un pochino. Se invece mi sento comodo, mi sento sempre in equilibrio durante questi esercizi, posso provare a allargare un pochino di più. Faccio un passo un po' più ampio, piego un attimino il ginocchio, sempre ricercando come primo obiettivo l'equilibrio. Ok, ultimi movimenti da un lato e poi dall'altro. E mi fermo sul posto. Qualche passo per sgranchire e andiamo a lavorare in modo un po' più accentuato sull'equilibrio e anche sui muscoli qui delle cosce. Abbiamo la sedia davanti al corpo che ci aiuta nel caso a sentirci stabili e da questa posizione, portando il peso su
una gamba, svincoliamo l'altro piede, lo stacchiamo leggermente da terra e lo allarghiamo di fianco al corpo, per poi tornare giù vicino all'altro piede, possiamo anche appoggiarlo per terra e di nuovo andiamo ad aprire lateralmente la gamba e giù. Ripeto questo movimento facendo attenzione a essere sempre stabile. Non è necessario sollevare tanto il piede, non mi interessa in questo momento portare il piede molto alto, quanto più sollevare un po' la gamba, sentire che riesco a mantenere l'equilibrio e già con questo piccolo movimento lavorare qui ai lati della coscia. Appoggio e cambio gamba. Sposto il peso sull'arto che prima si muoveva e riparto staccando il piede da terra, lo allargo lateralmente. Cerco sempre di stare bene in equilibrio e poi in un secondo momento di sollevare il piede. Esercizio molto semplice e anche molto impegnativo. Se lo ripeto sempre con la stessa gamba, in poco tempo sentirò che i muscoli che lavorano iniziano a scaldarsi e quindi sentirò anche un po' di affaticamento, sia alla gamba che si muove, ma anche a quella che rimane ferma perché sta sostenendo tutto il nostro peso. Appoggiamo il piede e qualche passetto sul posto per sgranchire. Mi sposto lateralmente adesso alla sedia. Sposto la sedia a lato del corpo in modo da avere spazio davanti e dietro e come prima sposto il peso su una gamba, svincolo il piede così da poterlo sollevare, distendo un pochino la gamba davanti al corpo, basta poco. Lentamente oscillo, la riporto vicino al piede e la distendo un pochino dietro. E ritorno. Ogni volta mi fermo un attimino con i piedi pari per poi distendere davanti, tornare con i piedi pari e distendere indietro. Riporto il piede vicino all'altro e distendo in avanti, senza fretta. Non voglio oscillare, non voglio fare un movimento di pendolo, voglio controllare il piede in tutte le fasi del movimento. Voglio sempre essere stabile. Appoggio e cambio gamba. Come al solito qualche passo sul posto per sgranchire e con l'altro piede distendo in avanti, scendo, lo metto fianco all'altro e distendo un pochino indietro. Proprio come prima cerco di controllare il movimento in tutte le sue posizioni, per cui evito di far oscillare la gamba, ma controllo sia la salita in avanti che la discesa, sia quando porto il piede avanti appunto che quando lo porto indietro. Come sempre l'importante è mantenere bene l'equilibrio, sentirsi stabili e solo in un secondo momento fare un movimento ampio, quindi è sufficiente anche un piccolo movimento del piede. E appoggio. Sgranchisco un po', sempre sul posto. Andiamo a concludere questi esercizi in piedi con un ultimo esercizio in cui sollevo il piede, sollevo il ginocchio e li porto per quello che riesco alto davanti al corpo. Sempre la possibilità di appoggiarsi, di tenersi con la sedia e poi giù e cambio lato. Sollevo l'altra gamba, porto il ginocchio su alto davanti al corpo e alterno. Senza fretta, salgo prima con una gamba e poi con l'altra. Oltre ai muscoli delle gambe inizio a lavorare molto bene anche con gli addominali che sento qui davanti
sempre ricercando l'equilibrio e la stabilità in questi esercizi. Ultimi movimenti con un lato e con l'altro e mi fermo, sgranchisco un po' stando sul posto e riprendo posto sulla sedia. Ci sediamo, rilassiamo un pochino la muscolatura delle gambe che ha lavorato molto in poco tempo e la andiamo anche ad allungare con un primo esercizio in cui ci spostiamo un po' a lato rispetto alla sedia in modo da svincolare una gamba in modo che sia ben mobile, l'altra invece rimane stabile davanti al corpo, ci dà sicurezza, ci dà stabilità. Quella che si trova lateralmente si sposta un po' alla volta col piede dietro alla sedia, il ginocchio scende ed ecco che si allunga un pochino il muscolo della coscia che si trova qui anteriormente. Più scendo con il ginocchio, quindi più porto indietro il piede, più si allunga la muscolatura della coscia. Mantengo la posizione respirando. E poi mi aiuto con una mano a riportare il piede e il ginocchio davanti al corpo. Cambio lato, quindi mi sposto un po' lateralmente dall'altro lato. Di nuovo la gamba che sta al centro è ferma, è stabile, ci garantisce l'equilibrio e la stabilità. Quella che si trova di lato, che è svincolata, un po' alla volta si sposta indietro con il piede, scende anche il ginocchio e portiamo in allungamento il muscolo della coscia. Rimaniamo in posizione respirando, cercando di rilassare un pochino la muscolatura. E come prima accompagno con la mano il piede o la gamba per tornare seduti composti. Questo era il nostro ultimo esercizio. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio chi era con noi in presenza a fare gli esercizi e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao a tutti!